le sale slot armati di picconi, pale e forche, terrorizzando dipendenti e clienti. Arrestati dai carabinieri 3 banditi rumeni, gli ultimi colpi a Silea e a Udine, a incastrarli il colore fluo delle scarpe e l'auto utilizzata nei colpi. Dopo i furti delle canne d'organo nei giorni scorsi, dalla diocesi di Treviso un appello ai parroci: nessuna psicosi, non chiudete le chiese. L'omicidio di Shinpei Tominaga, il tribunale della riesame fa cadere l'accusa di concorso in omicidio per gli amici del ventenne di Mareno di Piave, responsabile del pugno fatale all'imprenditore. Schianto mortale a Mogliano, furgone di una ditta di giardinaggio fa testa coda e si ribalta in un fossato, perde la vita il passeggero, un 63enne di Trebaseleghe. Come aveva annunciato nei giorni scorsi, l'associazione Alt Velox ha denunciato dopo Riese anche il sindaco di Treviso assieme all'assessore De Checchi, il prefetto e al comandante dei vigili. Rischia di subire una frenata l'intervento di recupero dell'ex area Zanussi di Conegliano affidata all'Archistar Boeri. Il gruppo Grigolin fa sapere che le nuove richieste del comune rendono incerti i tempi di avvio. Ieri il video di un nuovo avvistamento del lupo che si aggira lungo il Piave, il racconto di chi ha girato quelle immagini. Dopo 3 settimane di ricerca è stata ritrovata Musile di Piave Pizza, la levriera fuggita di casa da Saletto di Piave. Per lei si sono mobilitati in tanti, stanchissimi ma felici, il commento dei proprietari. La straordinaria vittoria nel doppio alle Olimpiadi di Parigi della tennista Jasmine Paolini, vista dal suo allenatore, il trevigiano Renzo Furlan, frutto di un lavoro che prosegue da anni. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la cronaca con il fermo a Trieste di 3 dei 4 banditi responsabili della rapina andata in scena la settimana scorsa a Silea. Non solo a Silea in verità, ma episodi simili ci sono stati in tutto il nord-est. Sono 3 rumeni, poco più che ventenni, che ora si trovano in carcere a Trieste. A incastrarli non solo le immagini delle telecamere, ma un particolare nascosto nelle scarpe. Di ogni soggetto abbiamo ricostruito non solo i connotati fisionomici, ma anche quelli che erano i dettagli del suo abbigliamento, in particolare le uniche cose che non erano scure di questo abbigliamento erano le calzature. Sono stati i dettagli come la fluorescenza e i marchi delle scarpe indossate a fare la differenza nella complessa attività investigativa che ha portato al fermo di 3 dei 4 delinquenti che nella notte tra il 27 e il 28 luglio scorsi hanno colpito tra Marca Trevigiana e Udine. 2 le rapine consumate, vestiti completamente di nero, eccetto proprio per le scarpe, e travisati con dei passamontagna. La prima alle 23:30 alla sala slot Las Vegas di Silea, la seconda circa 3 ore dopo all'Admiral di Remanzacco. In entrambi i casi i malviventi sono entrati in azione armati di forconi, badili e bastoni, così a Silea. Uno è rimasto fermo dentro la sala dicendo appunto ai clienti di non muoversi, altri 2 sono venuti verso l'ufficio dove appunto ci sono le casse, minacciando i clienti che erano qua del banco del bar sempre di non muoversi. Una vera e propria scorribanda, quella del comando, a bordo di un Audi Avant colore argento che non è passata inosservata. È stata fatta un'analisi, vorrei dire, certosina di tutte le immagini degli impianti di videosorveglianza che siamo riusciti a recuperare. Occhi elettronici che hanno permesso di stabilire la traiettoria della fuga, compreso il mancato pagamento dei pedaggi in A4, diversi gli stratagemmi usati prima e dopo i colpi. Hanno rubato le targhe sia in occasione del primo assalto, le targhe erano state rubate a Roncade, che in occasione della seconda rapina le targhe erano state rubate a Pradamano, in provincia di Udine. L'epilogo il 31 luglio, quando l'auto viene fermata dalla polizia per un controllo di routine ad Aurisina, vicino Trieste. È qui che l'incrocio delle informazioni porta al fermo degli occupanti 3 cittadini rumeni di 22, 23 e 26 anni che forse erano diretti oltre confine. Se il diavolo si nasconde nei dettagli, il ladro stavolta è nelle scarpe. I soggetti che sono stati fermati in provincia di Trieste ad Aurisina erano proprio in possesso di queste scarpe particolari, di queste calzature particolari, ed erano tra l'altro perfettamente
identici a livello di connotati fisionomici ai soggetti responsabili delle rapine. Con loro anche 5.000 euro in contanti, più o meno l'ammontare del doppio colpo. Il fermo viene convalidato dal GIP del Tribunale Giuliano. Tutti e tre, 2 di questi con pesanti precedenti, restano in carcere a Trieste. Cerchiamo il quarto complice, ma stiamo cercando anche di allargare le indagini ad altre province, perché siamo abbastanza certi che questi soggetti abbiano commesso altre rapine in altre province del nord Italia. Intanto c'è da registrare il grazie di Silea proprio ai carabinieri. A formularlo è la sindaca di Silea Cendron. Ringrazio le forze dell'ordine perché in maniera molto efficace sono intervenuti grazie anche a quelli che sono i sistemi di videosorveglianza e appunto a un attento controllo del territorio per poter mettere fine di fatto alla violenza inaudita di questa banda che è intervenuta qui a Silea ma anche appunto a Remanzacco con grande impatto e con estrema violenza. E quindi davvero importante che siano assicurati alle forze dell'ordine che non possano più nuocere. E come sapete nel mirino dei ladri ci sono anche le chiese della Marca trevigiana. Nelle settimane scorse vi abbiamo raccontato numerosi episodi e dalla diocesi di Treviso parte un appello ai parroci: nessuna psicosi, non chiudete le chiese. Ma ci racconta tutto Francesca Bozza. Crediamo sempre di più che si debba lavorare sugli impianti di videosorveglianza e dall'altro riteniamo che le chiese debbano restare per lo più aperte e non si debba appunto cedere ad un atteggiamento, come potremmo dire, di poca speranza e di poca fiducia. Maggiori telecamere a presidiare le chiese che però vanno tenute aperte a disposizione dei fedeli. È l'appello della diocesi di Treviso attraverso la voce di Don Paolo Barbisana, direttore dell'ufficio Beni Culturali e Arte Sacra, dopo i furti in alcune parrocchie della Marca, dalle quali sono state rubate le canne degli organi, colpi mirati con malviventi esperti che sapevano cosa portar via, episodi che lasciano amarezza nelle comunità ma che, dice Don Barbisana, non devono creare ansia tra i parroci. Vorrei che questi fatti ingenerassero una sorta di psicosi da chiusura, ecco. Sono molto convinto e fiducioso che le forze dell'ordine faranno il loro dovere. Forze dell'ordine che stanno visionando le immagini fornite dal comune di Preganziole delle telecamere posizionate nei pressi della chiesa di San Trovaso, dove la settimana scorsa i malviventi hanno rubato 19 canne dell'ottocentesco organo. Sistemi di videosorveglianza che potrebbero essere la risposta ai ladri. Questo sarà sicuramente un programma che continuerà e che continua anche grazie ai fondi dell'8 per 1000. Inestimabile il danno morale ed economico che questi furti lasciano dietro di sé e la Marca racchiude all'interno delle proprie chiese gioielli unici, dall'organo del 1778 custodito in una cassa cinquecentesca nella chiesa di San Nicolò allo strumento ottocentesco di Santo Stefano e ancora quello nel Duomo di Mogliano. È un patrimonio che potremmo dire ha una varietà immensa di autori, di organari importanti e la possibilità quindi anche di esecuzioni musicali variegate. È potremmo dire una eccellenza che ci riempie di orgoglio ma anche di grande responsabilità nella conservazione e nella valorizzazione. Torniamo sul caso di Shinpei Tominaga, l'imprenditore cinese ucciso a Udine, per cui è indagato un trevigiano. Ci sono degli importanti aggiornamenti che riguardano i complici.
Nuovo colpo di scena nel caso Shinpei Tominaga. Il Tribunale del riesame di Trieste ha annullato l'ordinanza del GIP di Udine Silvia Carlotta nella parte in cui accoglieva la richiesta del PM Laura Collini di nuova imputazione per Daniel Wedam e Abdallah Jouma, rispettivamente 19 e 21 anni, di concorso morale in omicidio preterintenzionale, aggravando dunque la responsabilità dei due. Con la decisione del GIP cade la nuova accusa e la posizione dei ragazzi assistiti dagli avvocati Maccarrone e Galletti si alleggerisce rispetto a quella di Samuele Battistella, esecutore materiale del pugno sferrato al volto di Tominaga, provocando nella caduta la morte. L'accusa di omicidio preterintenzionale rimane al momento solo per lui. Secondo appunto il Tribunale del riesame non può contestarsi, o comunque diciamo così che non ravvede anche il Tribunale del riesame i presupposti per questa nuova contestazione. Che ne sarà ora dei due ragazzi? Restano intanto ai domiciliari con braccialetto elettronico come conseguenza del reato di lesioni gravi contestato ad entrambi. Inizialmente erano tutti accusati anche di rissa aggravata, ma questo reato era caduto già in sede di primo riesame, quando fu stabilita la scarcerazione di Wedam e Jouma e disposti i domiciliari. Battistella invece resta in carcere, avendo deciso di non tentare la via del Tribunale della Libertà e attendere in cella il processo. Non c'è stato nessun tentativo di avvicinare i parenti di Shinpei Tominaga per chiedere perdono e per rammaricarsi di quanto accaduto in quella tragica notte tra il 21 e il 22 giugno. Il ragazzo sta iniziando soltanto adesso a riprendersi per quanto possibile, ovviamente, da questa tragedia. Sicuramente io ne parlerò, ne vedremo, ma come dicevo è una cosa che deve essere assolutamente spontanea. La partita però non si chiude qui. Il PM potrebbe riproporre l'aggravamento dell'accusa se dovessero emergere nuovi elementi dalle indagini. Il Tribunale della Libertà ha comunque già sconfessato questa linea da parte della Procura. Purtroppo vi dobbiamo dare conto anche questa sera dell'ennesimo incidente mortale sulle strade della Marca trevigiana. Questa mattina a perdere la vita tra Mogliano e Peseggia un uomo di 63 anni. La traiettoria come impazzita, il testacoda, poi lo schianto nel fossato e nel muretto all'autostrada, forse è stato l'asfalto bagnato dopo le piogge della notte, una delle cause che ha portato questo furgoncino a sbandare di prima mattina, poco dopo le 7, sulla strada che da Mogliano porta a Peseggia, tra via Roma e via San Gottardo. A bordo 2 uomini, operai di una ditta di giardinaggio diretti al lavoro, alla guida un 21enne padovano residente a Vigonza, a lato passeggero un 63enne di origini marocchine di 3 baseleghe, Boutara El Medi, il suo nome. È quest'ultimo che probabilmente non aveva allacciato le cinture di sicurezza ad avere la peggio e sbattere con violenza la testa contro il parabrezza. Per lui non c'è niente da fare, muore praticamente sul colpo e a nulla valgono i tentativi di soccorso del suo M118. Fuori pericolo, seppure ferito il conducente, che viene portato al cafoncello. Sul posto anche i vigili del fuoco che aiutano a estrarre i corpi dalle lamiere. L'area, particolarmente trafficata e fuori dal centro, a stupire i residenti che popolano la vicina pista ciclabile, la posizione del mezzo. Nella realtà il mezzo è messo con un senso di marcia contromano, quindi questo fa pensare che per arrivare a quel punto ci sia stata la necessità di fare delle manovre e che poi siano risolte in un incidente abbastanza grave. La mia ipotesi poteva essere anche che, venendo da quella direzione in mano quindi sulla sua destra, se qualche mezzo avesse superato in curva per esempio la mezzaria, per paura di scontrarsi frontalmente abbia poi tentato di scansare l'incidente uscendo di carreggiate di qua. Per il momento i carabinieri escludono però il coinvolgimento di terzi o l'attraversamento della strada da parte di qualche animale. Molto più facile la distrazione associata proprio allo stato della strada dopo la pioggia della notte. Anche per questo potrebbe essere aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del guidatore, ma sarà la procura a fare le proprie valutazioni, così come potrebbero esserci anche accertamenti sul fronte della sicurezza sul lavoro.
Sicurezza sul lavoro, sicurezza sulle strade, tema collaterale è quello degli autovelox. Dopo Riese e Casale è la volta di Treviso, denunciati sindaco, assessore, comandante della polizia locale e prefetto per l'uso di autovelox non omologati nel mirino, in particolare quelli lungo la tangenziale. Quindi si tratta di un nuovo capitolo di questa saga iniziata nella tarda primavera proprio a Treviso. Lo avevano annunciato e lo hanno messo in atto. Altvelox, l'associazione nazionale utenti della strada, ha depositato alla stazione dei carabinieri di Sedico la denuncia per l'utilizzo nel territorio comunale di Treviso degli autovelox non omologati. Destinatari della denuncia il sindaco Mario Conte, il prefetto Angelo Sidoti, ma anche l'assessore alla mobilità Andrea De Checchi e il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Rifiuto d'atti d'ufficio, frode processuale, falsità materiale e ideologica e truffa, i reati ipotizzati nella querela materialmente presentata dal presidente di Altvelox Gian Antonio Sottile Cervini. Per Conte e Sidoti anche la denuncia per diffamazione nei confronti dell'associazione. Dopo Riese e Casale sul Sile è dunque la volta del capoluogo, con il sindaco che replica: sono fiero di questa denuncia ricevuta perché per me significa stare dalla parte della civiltà e della sicurezza. D'altro canto lui e il prefetto sulla questione erano già stati chiari. Non ho nessun problema di andarmi a giustificare eventualmente davanti a un giudice. Ognuno risponde anche alla propria coscienza. Io con la mia coscienza faccio i conti tutti i giorni e non mi trovo in deficit. Sicuri di aver agito nel giusto, malgrado il cortocircuito burocratico dei velox autorizzati ma non omologati, che dovrebbe essere risolto, dicono, entro l'estate. I trevigiani dal canto loro non giudicano ma condividono l'obiettivo delle denunce. Alla vicenda bisogna andare fino in fondo. Giusto fare chiarezza e denunciare Secondo me sì. Dopo se denunciare tutti quanti non lo so, però fare chiarezza sì. Io penso che la verità vada cercata in ogni maniera, quindi dopo la denuncia ci sarà un accertamento e in caso sarà scagionato chi è stato nominato colpevole. Potrebbe aiutare a fare chiarezza se nella misura in cui appunto ci fosse qualche violazione. Potrebbe muovere qualcosa sicuramente, poi allo stesso tempo bisogna sempre mettersi da entrambe le parti e valutare rischi pro e contro in generale. È ovvio che va tutto chiarito, dopodiché a livello di sicurezza va bene, cioè se tutto è chiaro, se tutto è in regola per limitare gli incidenti in strade dove non si rispettano i limiti di velocità va bene, ma tutto deve essere chiaro. Si può fare, sì. Può venire il prefetto o il sindaco davanti per fare queste chiarezze, perché anche le autovelox hanno il suo ruolo, alla fine non sono fatti per niente, hanno un suo ruolo, dopo dipende quanto efficaci sono e se fa il suo ruolo veramente. Se una cosa non è regolamentare va denunciata. Il dibattito insomma è quanto mai aperto anche in questa calda estate. Intanto la FIAB rettifica il numero dei morti in bicicletta rispetto al rapporto della provincia di Treviso e chiede misure più restrittive immediatamente. Subito, come ci racconta Elena Dal Forno. A noi risultano purtroppo 5 persone morte in bicicletta sulle strade della nostra provincia e non 3 come detto appunto dalla provincia e già questo ci sembra un po' poco bello, ecco. E poi appunto il fatto che non sia stata fatta parola su quelle che sono le vittime più vulnerabili, appunto noi che ci spostiamo in bicicletta. La Federazione Italiana Ambiente Bicicletta risponde così al rapporto presentato nei giorni scorsi dalla provincia di Treviso, che metteva l'accento su incidenti, decessi e multe fatte registrare nei primi 7 mesi dell'anno. Su distrazione e velocità, le principali cause dei problemi stradali, Maggioni lamenta che la provincia non menziona nessun correttivo da adottare in tempi brevi. Non viene citato assolutamente niente per contrastare questa epidemia. Questa è una vera e propria epidemia di mancanza di rispetto, perché anche dove ci sono i limiti, che comunque sono insufficienti, non vengono assolutamente rispettati. Misure che si potrebbero adottare con poca spesa, non solo con formazione e informazione. Noi siamo chiaramente
chiaramente d'accordo che è necessario fare formazione e informazione, ci mancherebbe, però mi sembra che la provincia si dimentichi una cosa importante, che è appunto il controllo. Ci sono delle modalità anche abbastanza semplici di applicazione per ridurre appunto le velocità, come sono appunto gli autovelox e anche i rallentatori, i restringimenti di carreggiata. FIAB è contraria anche allo spegnimento degli autovelox. E fare ricorso contro le multe per gli autovelox. Ogni volta sembra che sia una cosa di cui vantarsi, ho fatto ricorso, come se fossimo fregati. No, la multa l'hai presa perché andavi troppo forte e la velocità uccide. Per finire, città come Parigi e Bologna hanno adottato da tempo e con risultati eccellenti misure che permettono all'utenza più fragile di muoversi meglio e con più sicurezza. Tutta una serie di misure, le corsie dei bus possono essere utilizzate anche dalle bici, i sensi unici sono a doppio senso ciclabile, corsie ciclabili, piste ciclabili, limite di 30 km all'ora, sono cose abbastanza semplici da realizzare e che vanno appunto nella direzione di rendere le nostre strade più sicure e più amichevoli per chi si sposta in bicicletta, che, lo ricordiamo, fa un favore a tutta la comunità. Sicurezza sulle strade che è legata alla sicurezza sul lavoro, come dimostra anche il caso che vi abbiamo raccontato poco fa di Mogliano Veneto, con il 63enne morto questa mattina mentre stava andando al lavoro. Parla dell'ennesimo triste esempio di una morte in itinere il nuovo segretario generale della CISL Belluno Treviso, Francesco Orru, che oggi è stato ospite della nostra Edi Calimán. I numeri ci dicono che noi abbiamo in Italia, superiamo i 1000 morti da infortunio. In Veneto superiamo i 100, nelle nostre province tra Treviso e Belluno l'anno scorso sono stati oltre 20. Finché noi avremo ancora solo un infortunio mortale vuol dire che non stiamo facendo abbastanza. Nei primi mesi del 2024 le morti sul lavoro sono in calo rispetto al 2023. Il nuovo segretario di CISL Belluno Treviso, Stefano Orru, subentrato a Massimiliano Paglini, ora alla segreteria regionale, in linea con chi l'ha preceduto, vuole continuare a guidare il sindacato mettendo al centro la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Chiedere dal punto di vista normativo maggiori controlli, maggiori verifiche, più assistenza alle imprese e ai lavoratori sul territorio. Nel contempo dovremo fare una grandissima campagna sulla cultura della sicurezza, che a nostro avviso manca ancora. Riuscire a fare in modo dunque che i lavoratori percepiscano perfettamente il rischio intrinseco sulle lavorazioni, riuscire cioè a valutare e prendere atto del rischio connesso a quell'attività prima di svolgerla. Sicurezza ma anche legalità tra i punti fondamentali portati avanti dal sindacato. Abbiamo un problema grandissimo che è la piaga del caporalato. Non possiamo nascondercela e non possiamo nascondere che non riguarda solo alcune parti d'Italia, ma riguarda l'intero territorio nazionale, riguarda anche la nostra provincia. Io non voglio parlare di schiavitù, ma non è che siamo particolarmente lontano, perché quello che è successo nel nostro territorio rasenta questo. Non solo tutela sul lavoro, ma anche della salute. L'invito che faccio io, il primo è al nostro Presidente della Regione, cogliere il fatto che la sanità è il problema numero uno, su cui tutti quanti dovremo lavorare, e se c'è bisogno di trovare risorse bisognerà fare anche dei sacrifici per trovare risorse, perché la sanità è la prima roba che dobbiamo offrire ai veneti. Ritorneremo alla cronaca fra pochissimo, prima però vado subito da Renzo Furlan, insomma lo conoscete tutti, non ha certo bisogno di presentazioni. Buonasera Furlan, campione trevigiano del tennis. Nelle biografie ufficiali si parla di Conegliano, in realtà è Cimetta di Codogné, quindi originario di Cimetta di Codogné. Renzo Furlan, campione appunto del tennis, campione anche olimpico, ha partecipato ai giochi di Barcellona 92 e Atlanta 96, poi tanto altro, ma in questi giorni, in queste ore, Furlan raccoglie la soddisfazione della vittoria di Jasmina Paolini con Sara Errani a Parigi, quella pagina davvero storica di sport italiano, perché Furlan è coach di Jasmine Paolini. Quindi congratulazioni innanzitutto Furlan. Grazie, buonasera a tutti.
E senta, una prima sua emozione dopo la pagina grandissima, storica che si è scritta ieri a Parigi. Ma sai, vincere una medaglia olimpica è qualcosa che ti resterà per sempre. I tornei di tennis, quando li affronti, giochi sempre solo per te stesso, più o meno. Vincere invece qualcosa a livello olimpico, quando rappresenti la nazionale, ha un sapore particolare. In particolare una medaglia che non arrivava non è mai arrivata d'oro nel tennis, scrivere la prima volta è qualcosa di estremamente eccezionale. Senta Furlan, Jasmina Paolini ha già dimostrato tanto in questi mesi e nel primo semestre del 2024, poi ieri questa consacrazione è un crescendo per questa atleta. I prossimi obiettivi? Niente, ci fermeremo qualche giorno perché è doveroso recuperare un po' di energie, poi venerdì saremo in partenza per Cincinnati, perché è già cominciato il tour americano in questa settimana, e quindi dopo Cincinnati ci sarà un torneo a Monterrey in Messico e dopo lo US Open. Quindi il 26 agosto si comincia a gareggiare a New York. Quindi c'è poco tempo per riposarsi, no? E adagiarsi sui famosi allori. Ma sicuramente, io penso che abbiano festeggiato ieri sera a Parigi, però è un'emozione, è qualcosa che è già archiviato e la testa va sui prossimi impegni. Il tennista è un po' così, è in ballo da gennaio a ottobre, e quindi sai, è difficile fermarsi e godere appieno di quello che è avvenuto. Questo avverrà a fine anno, senz'altro. Quindi ci sarà tempo a fine anno. Senta, coach Furlan, lei cosa pensa di aver trasmesso alla sua allieva? Ma io ho cercato primo di capire che tipo di qualità avesse. Lei aveva qualità straordinarie tecniche, fisiche, pur essendo piccolina. Io ho cercato di trasmettergli il concetto che attraverso le strategie corrette puoi arrivare a grandi risultati. Cosa poi volessero dire grandi risultati, ho sempre detto a lei che sarebbe stato bello scoprirlo. Io non ho mai parlato di numeri, primi 20, primi 30, primi 10, nessuno lo poteva sapere. Poi lei con le sue qualità straordinarie ha scritto la storia quest'anno, perché l'annata che sta facendo è qualcosa di incredibile. 5 del mondo, la medaglia olimpica, insomma la vittoria a Dubai, la finale a Roland Garros, poi a Wimbledon. Però ecco, è senz'altro frutto di strategie che abbiamo sempre condiviso, e devo ringraziarla perché si è fidata di quelle che erano le indicazioni che io le proponevo, però ecco, le abbiamo sempre condivise. Senta, coach, si è fidata, ha fatto evidentemente bene, si è fidata innanzitutto della sua esperienza. Dicevo prima presentandola che lei ha partecipato a 2 Olimpiadi, Barcellona 92, Atlanta 96. Che ricordo conserva di quei giochi? Ma di Barcellona 92 ho dei ricordi bellissimi, bellissimi nel senso che ho vissuto appieno l'atmosfera olimpica, che è qualcosa di straordinario, semplicemente perché vivevamo nel villaggio olimpico, ed era una dimensione molto, come dire, molto diversa rispetto a quella di Atlanta. Lì eravamo a contatto con tutti gli atleti. Mi ricordo che ad esempio che a Barcellona 92 partecipò il Dream Team alle Olimpiadi ed era qualcosa di straordinario per l'epoca. Di Atlanta 96 ho giocato un buon torneo perdendo i quarti di finale, ma non ho un bellissimo ricordo come Olimpiadi, perché ho vissuto poco quello che era l'atmosfera olimpica. Dormivamo a 3 ore dal villaggio olimpico, perché il circolo dove giocavamo comunque era molto lontano, e quindi per una situazione logistica di comodo. Quindi un'Olimpiade logisticamente faticosa. Senta coach, io la ringrazio, dobbiamo andare di fretta perché siamo all'interno del telegiornale, ma la ringrazio davvero e congratulazioni ancora ai prossimi obiettivi ad maiora, no? Si dice così in questi casi. Grazie a coach Renzo Furlan.
E torniamo sul caso della foto postata nel gruppo Facebook Noi di Destra Sempre, che ritrae, lo vedete, il sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato insieme a un esponente di Casa Pound. All'indomani dallo scoppio della polemica e la dura condanna di tutti i consiglieri di minoranza arriva anche quella dell'ANPI di Treviso. Infatti, con una nota ufficiale che il presidente del comitato provinciale dell'ANPI di Treviso Giuliano Varniere e Giuliana Marton, presidente del comitato di sezione dell'ANPI di Mogliano, denunciano la gravità di un gesto irrispettoso e offensivo avvenuto in un luogo simbolo per la città di Mogliano. Un sindaco che giura sulla Costituzione non può essere connivente con chi dichiara pubblicamente il suo odio razziale, schierandosi contro i valori democratici quali l'uguaglianza, il rispetto delle differenze, il rifiuto delle ideologie ispirate al fascismo e al nazismo. Quindi la polemica a Mogliano non si placa e per noi adesso c'è la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Conegliano, dove rischia di subire una frenata il progetto di recupero dell'ex Zanussi. È impossibile a oggi stabilire le tempistiche di realizzazione dell'imponente progetto di riqualificazione dell'ex Zanussi di Conegliano. L'intervento, che doveva vedere l'avvio a metà 2025, rischia così di slittare. Lo comunica in una nota la società del gruppo Grigolin, proprietaria dell'area. A mettere a rischio i tempi di inizio lavori le modifiche proposte dall'amministrazione comunale legate all'iter burocratico di approvazione del progetto firmato dall'Archistar Stefano Boeri e le richieste di nuove opere viarie al di fuori dell'ambito di progetto, istanze che ora la società privata sta vagliando in quanto comportano, specifica la nota, una significativa variazione di quanto inizialmente previsto. Sebbene dalla Grigolina giungano, in calce al comunicato, di essere determinati a continuare il dialogo e il confronto costruttivo con l'amministrazione, l'annuncio suona come un campanello d'allarme che tuttavia non turba il sindaco Fabio Chies. Assolutamente no, tra l'altro ci siamo visti col gruppo Grigolin qualche settimana fa proprio per tracciare il percorso urbanistico, che è l'unico percorso possibile. È necessaria una variante al PAT, questo non lo diciamo noi ma lo dice la norma, per cui abbiamo tracciato assieme un sentiero da percorrere. Ogni intervento fatto non può essere decontestualizzato, ma deve essere contestualizzata nella città del futuro che vogliamo, per cui non solo le opere di ambito, ma ovviamente anche le opere viabilistiche di contorno alle opere che vanno a creare, perché altrimenti non è possibile realizzare un'opera senza, ripeto, tener conto dell'area di influenza in cui va a ricadere. Il sindaco esclude che la società sia stata spiazzata dalle richieste del comune, considerando tra l'altro che una quota significativa della proprietà è pubblica. Ovviamente ognuno, nelle legittime posizioni che ha, cerca di accelerare questo processo, che vorremmo accelerare tutti, però ripeto, loro sicuramente hanno voglia di fare e per noi va benissimo avere un partner che ha voglia di fare. D'altra parte c'è anche chi deve controllare, far rispettare le regole e cercare anche di fare meglio per la città. Chies è tuttavia sicuro che alla fine si troverà un'intesa, ma vanno adottate, dice, tutte le cautele del caso. La collaborazione c'è, certamente loro premono per iniziare il prima possibile, noi riteniamo che vadano fatti tutti i passi opportuni, ma ritengo che il 2025 possa essere comunque l'anno in cui vedremo l'inizio delle opere. Quando si parte bisogna partire col piede giusto, essere sicuri degli interventi che si fanno, essere sicuri di seguire l'iter burocratico corretto, anche perché non ci sarebbe cosa peggiore che avere degli stop durante l'esecuzione. Da Conegliano a Silea, dove è stata attivata una linea telefonica per contrastare la solitudine, soprattutto tra gli anziani. Ci sono veramente delle sacche di solitudine, di situazioni di difficoltà, non solo anziane, questo è un po' il segno dei tempi, ma anche di età intermedie, no? E che quindi necessitano assolutamente in qualche maniera di essere colte. Per colmare questo vuoto, il Comune di Silea, insieme ai servizi sociali e al coordinamento volontariato di Treviso Sud, forte dell'ottima esperienza fatta a Mogliano e Casale, ha attivato una linea telefonica gratuita che tutti i pomeriggi, indicativamente dalle 15 alle 17, offrirà sostegno e una voce amica a quanti vorranno farne richiesta. Una sinergia nata durante i tempi del Covid, quando i volontari avevano intercettato il bisogno enorme di contatto nelle persone. Le persone sole sono moltissime, esistevano le grandi famiglie, i nuclei piuttosto numerosi, ora le persone sono
sole, a casa si trovano sempre da sole, non hanno più il nipotino, il figlio vicino, anche se hanno figli, i figli lavorano comunque lontani, hanno figli che lavorano a Londra, hanno il figlio che lavora a Milano, e non abbiamo più quelle famiglie dove comunque tutti tornavano alla sera, si ritrovavano, no? Alla sera sono soli. Noi l'abbiamo sentito moltissimo quando c'è stato l'inizio del Covid. Le persone ci chiamavano per un farmaco, perché consegnavamo le spese e non ci lasciavano più al telefono. Il Comune metterà a disposizione 1.000 euro, un telefono, la formazione per i volontari e anche una saletta per incontri personali qualora ce ne fosse bisogno. Noi auspichiamo veramente che questo sia un progetto che entri in ogni casa, perché poi il rischio è che abbiamo un sacco di numeri di telefono che però rimangono lì sopra le nostre scrivanie, le nostre camere. Dateci una mano anche a far passare questo numero di telefono, che non è solo questo, è un'opportunità un po' per tutti. Il rischio è che gli anziani non chiamino. L'anziano ha proprio paura di telefonare perché esprimere un disagio affettivo, un disagio di solitudine è difficile. Loro provengono da una società dove queste cose non si dicevano, non si facevano. Ma cosa dici? Ecco, esprimono un bisogno materiale. Ho bisogno del farmaco, ho bisogno del pane, ho bisogno del latte, ma ho bisogno di parlare, è molto molto difficile. E come si accolgono queste persone lo spiega la signora Edda, una delle volontarie che risponderà al 376 23 80 907. Lasciare che ci raccontino quello che vogliono, quello che hanno piacere di tirar fuori e cercare di essergli vicini, questo sì, di essere empatici con loro. Lutto in città, la piazza di Treviso perde un altro dei suoi volti, quello di Gianni Padovano, 81 anni, conosciuto anche per aver lavorato come barelliere al pronto soccorso dell'ospedale Cafoncello. Immancabile la sua presenza in Piazza dei Signori, fratello di Gino, campione di motociclismo negli anni 60, lascia la sorella Lionella, i nipoti e la cognata, l'ultimo saluto a Padovan nel Tempio di San Nicolò. Ieri vi abbiamo mostrato il video di un nuovo avvistamento del lupo che da mesi si aggira lungo il Piave. Oggi il racconto di chi ha girato quelle immagini dopo essersi trovato insieme al suo cane a tu per tu con l'animale. All'inizio pensavo non fosse un cane scappato da una famiglia, perché non era proprio, cioè non è stato aggressivo, e invece poi ho capito che non era un cane, una casa qualunque. Quello che inizialmente a Giuliano Bortoletto sembrava un cane, in realtà era il lupo che da mesi si aggira tra i comuni lungo il Piave, da Macerata a Spresiano passando per Breda. Diversi gli avvistamenti e i video che immortalano l'esemplare. Bortoletto insieme a Celere, il suo pastore australiano, domenica mattina stava facendo la consueta passeggiata quando all'improvviso tra i vigneti è comparso l'animale. Era acquattato, ha fatto tipo un agguato, però ho avuto un po' di paura all'inizio, ma poi si è avvicinato piano piano e non mi ha neanche tanto guardato me, ma si è avvicinato più al cane, sempre tenendo una certa distanza. Si vedeva chiaramente che era impaurito e spaesato. Il lupo dopo qualche minuto si è allontanato e ha proseguito per la sua strada, ma in quel momento stava sopraggiungendo una ragazza con il suo cagnolino di piccola taglia. Siccome la ragazza aveva paura, ho lasciato libero il mio cane e l'ho mandato verso il lupo, in maniera che la ragazza passasse e non venisse disturbata dal lupo. Il lupo, distratto da Celere, si è disinteressato del cagnolino che poteva diventare per lui una preda da colpire, allontanandosi poi verso questa stradina tra i vigneti. Giuliano Bortoletto, che nel frattempo aveva chiamato i carabinieri, è stato ricontattato dalla polizia provinciale, che ha ribadito quale comportamento adottare in caso di incontro con un lupo. Ci tengo a dirlo, loro mi hanno detto che se capita altre volte di non dar da mangiare all'animale, di non farlo socializzare con altri animali. E dopo 3 settimane di ricerche spasmodiche è stata ritrovata Pizza, la levriera scappata da una casa di Breda di Piave, da Saletto, il 16 luglio scorso. Per Pizza si erano mobilitati in tanti, a cominciare da Acchiappa Levrieri, una realtà che si occupa della ricerca di cani. Pizza è stata ritrovata a Croce di Musile di Piave ieri sera verso le 23, cui portavano le ultime segnalazioni. Nella ricerca, pensate, sono stati usati anche droni ed
fresche di cibo fino a una gabbia trappola. Siamo stanchissimi ma felici, commenta Chiara Brutini, la donna di Breda che aveva adottato Pizza da pochi giorni e che nelle scorse ore l'ha riportata a Viterbo dalla sua proprietaria originaria, la signora Maria Rita. Probabilmente Pizza voleva tornare da lei. Abbiamo capito che il loro è un legame speciale, dice Chiara, che abbiamo appunto raggiunto al telefono sulla strada verso Viterbo. Insomma, una storia a lieto fine. Noi adesso andiamo a Belluno. In primo piano la violenza in carcere, la violenza che è scoppiata a Baldenic. Violenza e danneggiamenti nel carcere di Belluno. Un poliziotto ferito domenica notte con prognosi di 5 giorni e danni per migliaia di euro. I sindacati di polizia penitenziaria denunciano ancora una volta locali inadeguati, mancanza di rispetto delle regole di sicurezza nei luoghi di lavoro e turni massacranti per gli agenti. Sono i sindacati della polizia penitenziaria, SINAP, OSAP, USP, CISL, FNS, CGL, FP, PP a denunciare gli ennesimi allarmanti episodi capitati all'interno della sezione comuni dell'istituto penitenziario bellunese. Nelle serate di giovedì 1 agosto, sabato 3 e domenica 4, alcuni detenuti hanno messo in atto violente manifestazioni di protesta, appiccando fuochi, distruggendo impianti di videosorveglianza, vetrate, locali doccia, videocitofoni e impianto elettrico, provocando danni per migliaia di euro. In tutte e tre le occasioni è stato chiesto il supporto dei poliziotti penitenziari liberi dal servizio o in ferie per sedare le proteste. Considerata altresì la carenza cronica di personale che costringe i poliziotti penitenziari a svolgere quotidianamente lavoro straordinario, il personale di polizia penitenziaria denuncia come negli ultimi giorni sia stato costretto ad un ulteriore tour de force massacrante per garantire l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto bellunese. Sempre per la cronaca, è stata una domenica di incidenti in montagna, tanti, troppi, ne è seguita come sempre un'imponente mobilitazione. Weekend impegnativo per le squadre del soccorso alpino chiamate ad intervenire a Val di Zoldo, Tambre, Auronzo di Cadore, Cenciniga Gordino, Arabba e Chies dal Pago. Episodi a volte frutto del caso, a volte dell'imprudenza di chi vuole vivere la montagna, ma senza la necessaria preparazione. Guardiamo molto bene le evoluzioni del meteo che ci sarà nella giornata di escursione, specialmente nella seconda parte della giornata. Cerchiamo di partire al mattino presto, evitando l'irraggiamento solare delle 11 di mezzogiorno. Cerchiamo di arrivare al rifugio attorno alle 11, 11 e mezza, ci fermiamo a mangiare e poi nel primo pomeriggio rientriamo. Evitiamo così di trovarci in situazioni dove il meteo può cambiare. Sappiamo che in montagna cambia in modo repentino. Nello zaino avere sempre un ricambio della frutta secca, dell'acqua, bere continuamente ogni 15-20 minuti, sorseggiare evitando le sensazioni della sete. Tariamo la gita col meno ambiente a frequentare quel tipo di territorio, quindi con i nostri figli evitiamo gite molto lunghe e con dislivelli molto, molto grandi, quindi rimaniamo attorno ai 3-5 km di sviluppo e attorno ai 400-700 metri di dislivello. A Val di Zoldo, Falco 2 ha raggiunto una piazzola sul Civetta per recuperare un escursionista veronese 52enne che si era fatto male già il giorno prima risalendo la ferrata degli Alleghesi. A Tambre la centrale del 118 è stata attivata per una escursionista padovana 63enne infortunatasi appena sopra Maiga Pradosan. Ad Auronzo di Cadore sono stati individuati e riportati a valle 4 escursionisti emiliani che si erano incrodati in un ghiaione del gruppo delle Marmarole. A Cenciniga Gordino è stato soccorso un 85enne di Falcade che aveva sbattuto la testa dopo essere caduto in località Cioit. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è poi volato nella zona del Padon, sul sentiero geologico di Arabba per soccorrere un 66enne di Gubbio. A Chies dal Pago, infine, il soccorso alpino è stato allertato per un 35enne di Venezia non rientrato da una camminata il cui cellulare era stato rinvenuto su una tratta dell'Alta Via. Fortunatamente, mentre da Piangrant si stavano portando in località Monte, dei soccorritori hanno incrociato l'uomo che stava tornando verso il parcheggio. E non ci resta che raccontarvi l'appuntamento clou dell'estate feltrina, il Palio di Feltre, che ieri vi abbiamo trasmesso in diretta.
C'è un vincitore sul campo ed è il quartiere Duomo, al quale rivolgo i complimenti miei personali e di tutta l'amministrazione per il brillante risultato raggiunto. E c'è un vincitore morale, ovvero tutta la città di Feltre. È il commento del sindaco Viviana Fusaro, assente più che giustificata in Pra del Moro a causa di un brutto infortunio, al termine del palio che Antena 3 Nord-Est nel pomeriggio della domenica ha trasmesso in diretta. Palio che rievoca la spontanea dedizione di Feltre a Venezia avvenuta nel lontano 1404. Duomo, con la sua stella a 8 punte, giunto alla sua 13ª vittoria, alla fine delle 4 gare ha quindi issato per la 4ª volta consecutiva il proprio stendardo in Piazza Maggiore. E sono i cavalli di Duomo! Manadio da Clodia come il Salpozzo! Dopo 9 lustri, il Palio di Feltre ha confermato la sua capacità di attrarre un pubblico di tutte le età, come dimostrano i moltissimi giovani presenti non solo come spettatori, ma coinvolti nelle attività dei 4 quartieri e del gruppo Sbandieratori Città di Feltre. Un dato anagrafico importante per garantire il futuro di questa manifestazione che ha ricominciato ad esistere nel 1979. E da Belluno e Treviso è tutto anche per questa edizione, ci lasciamo quindi con le immagini sempre suggestive del Palio di Feltre. Subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.